Confartigianato regionale ha invitato i parlamentari veneti ad un confronto su fisco, legge di bilancio ed emergenza maltempo, incontro a cui hanno partecipato esponenti di Lega, PD e Forza Italia. Assente il Movimento 5 Stelle. In luogo della cosiddetta pace fiscale, Confartigianato chiede criteri di civiltà fiscale, cioè un corretto rapporto tra fisco e contribuente, con l'abbandono, ad esempio, del ricorso alla presunzione, che può degenerare in preconcetto e come tale diventare riferimento per i controlli. Giudizi negativi sono stati espressi sull'abolizione del superammortamento, sulla riduzione dell'iperammortamento e del credito d'imposta per la formazione, sul taglio dei finanziamenti per l'alternanza scuola-lavoro, nonché sull'introduzione del reddito di cittadinanza, che secondo Confartigianato provocherà un incremento del lavoro nero. Il presidente Agostino Bonomo. Abbiamo espresso il dissenso nei confronti del reddito di cittadinanza perché lo troviamo poco educativo e in questo momento, con i disastri che sono successi anche nel nostro territorio ma anche in Sicilia, vorremmo che questi soldi venissero spesi nell'assestamento idrogeologico di questo paese, perché vediamo che diventano ricorrenti disastri che una volta succedevano ogni 10 anni, oggi li vediamo presenti 2 o 3 volte all'anno in vari posti del territorio nazionale. Ribadita la necessità di semplificare gli oneri burocratici. In tale ambito, per la fatturazione elettronica, è stato chiesto di non applicare sanzioni in caso di errori legati al processo di emissione, ricezione e registrazione dei documenti, almeno per tutto il 2019. Abbiamo trovato comunque attenzione e anche un dialogo estremamente aperto, ripeto, per chi c'era, per cui Lega per quanto riguarda il governo, 5 Stelle non c'erano. Quello che speriamo è che adesso gli emendamenti che noi andremo a fare nella discussione d'aula vengano presi in considerazione e ci siano dei correttivi, se così non fosse sarebbe veramente grave.